Movimento 5 Stelle, giorno dopo giorno dopo le elezioni. Ha vinto l'astensionismo. Eh sì, quello l'abbiamo sentito. E i grillini. I grillini infestano l'Ars. Esatto, sì. Progetta presidente, lei ci afficia o non ci afficia? No, ma no. Vabbè. Non è questo l'obiettivo. Ma no, ma che c'è? O non farcela. Noi vogliamo dare voce semplicemente a coloro i quali vorrebbero veramente cambiare. Purtroppo la rielezione di Crocetta significa lo stesso blocco di potere che è appena uscito e di nuovo è rientrato. Vabbè, in molti dicono così, vedremo allora, o no? Vedremo. Lo scopriremo solo vivendo. Vabbè, però speriamo di no, o no? Speriamo di no, Vabbè. Speriamo. Buonasera, ciao dottore, ciao. Buon lavoro. Dottore Rinciani, il giorno dopo le elezioni. Tutti siamo il giorno dopo le elezioni. Io, Saro Greco. Bene, ne approfittiamo che stiamo passando come prima cosa con i grillini, stiamo già attivandoci per un emendamento di finircela con questi poveri coleotteri, come si chiama il coleottero della Palma? Il punteruolo rosso, ce la dobbiamo finire e noi stiamo preparando un emendamento per presentare un progetto di dare, come si dice, il permesso di immigrazione a questi poveri coleotteri che anche loro hanno il diritto di vivere nelle palme. Prendiamo una scorciatoia barocca per entrare nel palazzo ormai usucapito del nostro presidente. C'è scattato il seggio, questa è la nostra provincia. E bisogna vedere che allora il primo dell'UDC chi era signora? Chi era il primo dell'UDC nella. Agela. Agela chi era? La Lopiano, ma Agela però. Siamo in fibrillazione totale. Ci stiamo chiedendo chi sono i nostri deputati a livello provinciale. Com'è? Te lo dico subito, ci sono 4 seggi scattati alla provincia di Caltanissetta, quelli già previsti, assicurati. Uno è del PD, uno è dell'UDC, uno è dell'MPA e uno è del Movimento 5 Stelle, cioè il PDL stando a questo scrutinio perde il deputato. Abbiamo 14 seggi per adesso. 14 seggi, tanto quanto il PD e il PDL. Siamo il primo partito, il partito più votato per adesso. Il risultato dello scrutinio è di 2.900 sezioni su 5.003. Siamo diciamo un po' più della metà. E la speranza, già abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Diciamo che noi partivamo all'incirca nel piazzare 8 deputati, siamo arrivati già a 14, devo dire che è un ottimo risultato. Siamo il partito più votato in Sicilia e questo è già un altro risultato. Poi se succederà il miracolo, perché comunque ancora piazze importanti come Palermo e Catania devono finire lo spoglio. Sai com'è? Se riuscissimo ad avvicinarci a Musumeci e magari il miracolo sorpassarlo, devo dire che il candidato di Gela ha ottime possibilità di oltrepassare il turno. Ho capito. Ah, quindi non è sicuro che No, perché Cancelleri ha anche candidato come deputato e quindi in questo momento il seggio, ma non è sicuro che chiamano Monaco. Sì, in questo momento passa Cancelleri. Qualora Cancelleri dovesse arrivare primo o a Catania o a Palermo, sicuramente sceglierà il seggio e quindi lascia il posto a Cancelleri. Va bene. Ciao ragazzi, grazie. Come potete vedere io ora qua mi levo dai coglioni perché sono inopportuno. Oh. Io con te sono a mio agio, con la televisione Ormai fate coppie fisiche. Noi abbiamo sfilato del Ma con me tutti sono a mio agio.